Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Prima di intrattenermi con voi, spero con una lezione, ma in un confronto su un tema importante, consentitemi di ringraziare l'Associazione per la Costituzione di San Marino del Friuli per questo invito che mi consente oggi di ritornare in questo splendido contesto e soprattutto mi consente di partecipare con molto orgoglio ad una iniziativa che da anni, da lontano, vicino, quante volte ho assistito, sono intervenuta come spettatrice, credo che abbia una funzione importantissima sul piano nazionale e anche sul territorio, cioè allenare le sensibilità, allenare i diritti e la cultura dei diritti, con le scuole, con la cittadinanza, e credo che davvero sia un'occasione imperdibile. Per questo a maggior ragione ringrazio per questa opportunità. Quando il comitato organizzativo mi ha proposto di trattare questo tema, ovviamente è stata una sorpresa molto importante, perché in realtà il tema del lavoro frontaliero è un tema un po' di nicchia che spesso viene non trattato nella dottrina, non trattato nella manualistica e spesso anche non trattato dai giudici nazionali ed europei, probabilmente perché è un tema che apparentemente sembra un tema di confine, appunto. In realtà i riflessi, le riflessioni sul lavoro frontaliero aprono squarci su territori di confine, è vero, ma anche su dinamiche tra i territori di confine e il resto del territorio. E credo che soprattutto verso la fine di questa breve chiacchierata capiremo il perché di questa mia formazione. E quindi dedicare un approfondimento a queste tematiche credo che abbia un altissimo valore culturale prima ancora che scientifico. Ebbene, è vero, dobbiamo partire da qualche punto fermo prima di parlare di dinamiche del lavoro frontaliero e particolarmente del trattamento retributivo economico e in generale normativo dei lavoratori frontalieri. E il punto fermo nell'ambito del quale questi temi vanno trattati sono proprio i fenomeni migratori che ormai da decenni sappiamo caratterizzare l'Europa, l'Italia, ma soprattutto i fenomeni migratori intraeuropei e quindi la mobilità all'interno degli Stati membri. È chiaro che particolarmente importante è un dato che negli ultimi anni tra le dinamiche di mobilità intraeuropeo hanno assunto un importante valore in termine numerico i fenomeni di mobilità temporanea, cioè per effetto dei quali i lavoratori si attivano, si spostano, cambiano stato in risposta a richieste, fenomeni, a una domanda temporanea, flessibile, molto volatile di richieste di lavoro. E quali sono gli strumenti attraverso i quali, giuridici ovviamente, si dà risposta a questa richiesta di mobilità temporale? Quindi non parliamo ovviamente di mobilità che comporta una definitiva stabilizzazione del cittadino che decide di cambiare lo Stato membro e di spostarsi. Oggi noi ci concentriamo proprio su quegli strumenti, su quei fenomeni che rispondono a questa esigenza di domanda di lavoro flessibile, temporanea. E allora si è osservato come rispetto a questi fenomeni sostanzialmente ci sono tre strumenti che governano o che provano a governare questa mobilità temporanea di richiesta di forza lavoro. Innanzitutto il lavoro stagionale, per effetto del quale si richiede manodopera in ragione di particolari esigenze di stagionalità e in Italia soprattutto questo tipo di fenomeno viene gestito prevalentemente con lavoratori che provengono da paesi extra UE e quindi non riguarda specificamente l'oggetto di questo incontro, però è bene saperlo.
strumento fortemente utilizzato per poter rispondere a questo fabbisogno di manodopera temporaneo, che comporta quindi una mobilità all'interno dei confini dell'Unione Europea, è l'ipotesi di stacco transnazionale, spessissimo confuso con il lavoro frontaliero. Poi metteremo a punto invece le due dinamiche, che sono molto diverse. Ebbene, il distacco transnazionale è uno strumento molto utilizzato per poter rispondere a questo fabbisogno di manodopera temporaneamente, che costringe quindi a richiedere manodopera di altri cittadini provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. E infine poi il fenomeno del lavoro frontaliero. Questo è un fenomeno consolidato dalle radici storiche ben note e ben conosciute, che si sviluppa tra paesi confinari. Qui già forse conviene fare una prima importante precisazione. Il lavoro frontaliero non è solo il lavoro, il pendolarismo tra due stati confinanti, ma nello sviluppo che ha avuto in questi anni si deve intendere anche il pendolarismo, la mobilità tra stati anche limitrofi, cioè non proprio confinanti, ma appunto ad una certa distanza ragionevole che consente appunto un pendolarismo. Questo perché è importante come precisazione? Perché nel caso della regione Lago Adriatico vengono definiti i lavoratori frontalieri perché i lavoratori croati, ad esempio, provenienti dalla Croazia, e che chiaramente ci induce quindi a tenere in considerazione anche questa particolare precisazione e caratteristica. Per riassumere quindi, volendo un po' provare a trarre la prima conclusione definitoria, chi sono i cross-border workers? I lavoratori definiti ampiamente dalle fonti europee o dalle convenzioni internazionali che provano a dare qualche definizione a macchia d'oro. Bene, per il diritto europeo e soprattutto la lettura che ne dà la Corte di Giustizia, il cross-border worker sostanzialmente si riferisce proprio a questi tre fenomeni. Lavoratore stagionale che mantiene la residenza nel proprio stato di origine e che temporaneamente si sposta appunto in altro stato membro. Il distacco, attenzione, il lavoratore distaccato, e qui entriamo un po' più nel dettaglio perché altrimenti non se ne capisce la differenza rispetto al lavoratore frontaliero, è il lavoratore che viene inviato in distacco da un'impresa che esercita il proprio diritto fondamentale, previsto, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di erogare liberamente i propri servizi all'interno dell'Unione Europea. Quindi, quando parliamo di distacco, non dobbiamo ragionare in termini di libertà di circolazione dei lavoratori, ma dobbiamo ragionare in termini di libertà per un'impresa di poter erogare il servizio, quell'attività produttiva, all'interno di un altro Stato membro. Solo qual è il punto? Perché poi ci interessa, non specificamente questo incontro, ma in generale le dinamiche della mobilità temporanea? Perché questo servizio viene erogato con lavoratori che appunto sono occupati alle condizioni di lavoro dello Stato distaccante. Se io sono un imprenditore del polacco e ho una commessa da svolgere in Italia, lo posso fare certamente utilizzando i miei lavoratori, che però a cui applico le condizioni, dal salario alle condizioni normative provenienti appunto del mio paese di origine. Solo che però il lavoro viene svolto in Italia, dove evidentemente le condizioni di trattamento normativo sono diverse. Non ci occuperemo di distacco perché è decisamente complesso e non voglio confondere rispetto al problema del lavoro frontaliero, che ha altri tipi di complessità, però solo per richiamarvi l'attenzione come il sistema della mobilità, del fabbisogno temporaneo di manodopera può essere gestito anche attraverso quest'altro importante meccanismo di distacco, con la conseguenza che questo sistema crea indubbiamente, perturba indubbiamente il mercato del lavoro del paese in cui si svolge l'attività lavorativa.
Perché lo perturba? Perché certo può innescare dinamiche di dumping, dinamiche di concorrenza, dinamiche tra attività lavorativa eseguita da lavoratori in distacco sottoposti a condizioni normative inferiori, quindi economicamente molto più vantaggioso rispetto invece allo svolgimento della stessa identica attività eseguita però con lavoratori autoctoni. Dicevo che però appunto il fabbisogno di mobilità può essere senz'altro soddisfatto anche con un lavoro classico frontaliero, cioè il pendolarismo caratteristico delle zone confinari di limitrofe. Per intenderci, di che cosa stiamo parlando? I dati, parliamo di dati perché altrimenti il discorso della complessità giuridica dei diritti forse rischia di non essere percepito. Nell'ultimo rapporto stilato dalla Commissione europea sulla mobilità dei lavoratori del 2022, che si riferisce ovviamente al 2021, in generale questo fenomeno che vi ho descritto, lavoro stagionale, distacco di lavoratori e lavoro frontaliero, riguarda 1,7 milioni di lavoratori, che certo, se immaginiamo un numero ben oltre a 2 cifre di lavoratori intra-UE, vi può sembrare assolutamente un'inezia, un fenomeno quasi da non studiare, un fenomeno irrilevante a questo punto. Perché dedicare spazio invece a queste tematiche? Perché è vero, quantitativamente forse non ci impressiona, perché 1,7 milioni rispetto alla popolazione europea di lavoratori potrebbe non essere importante. In realtà, sul piano della qualità di questo dato e la qualità di questo dato e l'impatto di questo dato negli ordinamenti interni, negli effetti di dumping tra lavoratori autoctoni e lavoratori invece che o attraverso il distacco, attraverso appunto fenomeni di lavoro stagionale o attraverso il fenomeno del pendolarismo legato al lavoro frontaliero, invece può avere. Quindi sebbene sia un dato quantitativamente non importante, è un dato qualitativamente che merita invece di essere approfondito. Tra l'altro per il lavoro frontaliero merita ancor più una riflessione perché a mio avviso ragionare sullo spazio e sui diritti dei lavoratori frontalieri è anche, consente anche di ragionare sulle prospettive future di cooperazione tra regioni frontaliere, perché se non si garantisce condizioni economiche normative alla pari, anche le relazioni commerciali ad esempio, anche le relazioni di politica industriale basate sulla cooperazione frontaliera possono oggettivamente risentirne. Tutto questo, dicevamo, è possibile chiaramente per una ragione, perché il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 45, consente proprio la mobilità, la libera circolazione dei lavoratori accanto alla libera circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi. È una delle 4 libertà fondamentali dell'Unione Europea. E che cosa comporta per un cittadino europeo godere della libertà di circolazione? Comporta appunto la possibilità di fare ingresso in un altro Stato membro, di soggiornare, di cercare lavoro, di rispondere alle offerte di lavoro e soprattutto di non essere discriminato in ragione della nazionalità nelle condizioni di accesso al lavoro, nelle condizioni di occupazione e nelle condizioni di trattamento del relativo rapporto di lavoro. Vedete, la libertà di circolazione dei lavoratori deve essere intesa in modo molto olistico, non è solo la garanzia di poter entrare in uno Stato membro, lavorare o cercare lavoro, ma interpreta la libertà di circolazione anche nel senso proprio di libertà di poter accedere alle stesse opportunità. Perché? Perché il corollario della libertà di circolazione è il principio di parità di trattamento. Nel momento in cui esercito la libertà di poter accedere ad un impiego in un altro Stato membro, ho come dote anche la libertà e il diritto a essere trattato in maniera paritaria rispetto ai cittadini dello Stato in cui appunto ho esercitato la mia mobilità. E allora lo intuite subito quali sono i profili critici
pratici, effettivi, operativi. Sono proprio i varchi, sono proprio le crepe che, nonostante il principio di parità, negli ordinamenti nazionali si sono aperti e che impattano sulle condizioni di tutela del lavoratore frontaliero. Il nodo, la questione cruciale che impatta sulla dinamica del frontalierato è esattamente questo. A fronte di un principio di parità di trattamento, nel momento in cui si lavora in un altro Stato, ebbene, sul piano poi pratico questo principio subisce una serie di eccezioni. Facciamo un'altra piccola premessa, così mettiamo a punto la seconda importante definizione. La caratteristica principale del lavoro frontaliero è proprio questa, quella di avere un luogo di lavoro diverso dal luogo di residenza. I due luoghi, lavoro e residenza, si trovano in paesi diversi e entrambi hanno una distanza ragionevole da essere percorsa nella stessa giornata oppure con una frequenza anche settimanale, ad esempio. Perché vi faccio questa premessa? Perché poi ci ritorneremo sulla definizione, l'unica definizione puntuale che ci viene data proprio da un regolamento dell'Unione Europea in materia di coordinamento sulla sicurezza sociale. Per il resto non abbiamo altre definizioni. Non abbiamo altre definizioni nella legislazione italiana, per cui dobbiamo a macchia d'olio riferirci a una definizione europea che però è specifica per quanto riguarda il coordinamento in materia di sicurezza sociale e poi a una serie di altre definizioni contenute in convenzioni internazionali tra i paesi che appunto confinari, quando ci sono però queste convenzioni. Quindi il primo problema lo include subito la prima sollecitazione che vi propongo. Possiamo mai pensare che l'applicazione effettiva del principio di parità possa essere effettiva se abbiamo innanzitutto un problema di definizione, un problema di stabilire il confine di chi è lavoratore frontaliero? Ecco, questa è una provocazione che faccio alla sala, perché in realtà credo che sia la prima forse condizione o precondizione che rende complessa la matassa del lavoro frontaliero, perché non abbiamo una definizione a cui il legislatore nazionale o il giudice nazionale può eventualmente riferirsi per poter capire se c'è stata una violazione dei principi di parità. Allo stesso tempo però il fenomeno del frontalierato comporta proprio questa dinamica di spostamento e allora dobbiamo avere ben presente in questa dinamica dello spostamento questa particolarità del lavoro frontaliero. Al cambiare gli occhiali che normalmente usiamo per leggere e decodificare i diritti e indossare altri occhiali, gli occhiali di un ordinamento che deve tenere conto di questa particolarità, cioè un lavoratore che risiede, per cui alcuni diritti sociali e assistenziali li può invocare nei confronti dello Stato di residenza, ad esempio l'assistenza sanitaria, e vi richiamo questa particolare tema perché poi sul finale vi dirò una delle barriere che empiricamente si riscontra è una cosa banale, ma ad esempio un certificato al termine della malattia che certifica l'inabilità temporanea, che dovrebbe dare diritto di accesso alla prestazione previdenziale. È una cosa che mi sembra assolutamente quasi da consulente del lavoro, ma in realtà non è da consulente del lavoro perché impatta proprio sul diritto del lavoro frontaliero di accedere a questo status. E allora quindi se ci indossiamo questi altri occhiali che ci consentono appunto di avere entrambe queste due dimensioni, residenza e luogo, capiamo subito come sia complesso. In realtà il lavoro frontaliero poi in questa regione ha da sempre avuto specificità. Io non mi posso deviare, ovviamente non mi posso soffermare su tutti i passaggi storici, però forse se me lo consentite un piccolo escursus storico l'ha fatto. Già nel 1949 con il Trattato di Udine fu previsto
la possibilità di poter varcare la frontiera attraverso il rilascio di una tessera di frontiera. La tessera di frontiera consentiva di fatto di spostarsi, muoversi sul confine orientale, in particolare nella Slovenia, nei paesi dell'ex Jugoslavia, in Italia, per almeno 4 volte al mese, senza violare le regole, ovviamente, di soggiorno e ingresso presenti in Italia. Perché? Perché attraverso la tessera poi il lavoratore, il soggetto che vi entrava, faceva ritorno nel suo paese di residenza. Quindi non erano violate le norme in materia di diritto di accesso e soggiorno. Tra l'altro poi, 20 anni dopo, nel 1969 con gli accordi di Nuova Gorica, fu eliminato anche il limite delle 4 volte al mese. E lo intuite subito come chiaramente questa eliminazione di questa barriera è stata la base, l'origine poi della nascita del pendolarismo sul confine, particolarmente Gorizia e Trieste, perché determinava un flusso, ahimè le cronache ci dicono anche un flusso spesso invisibile di lavoratori che provenivano dalla Slovenia, dai paesi dell'ex Jugoslavia, in particolare dalla Slovenia oggi, a lavorare spesso e volentieri non contrattualizzati, quindi erano lavoratori irregolari. E tra l'altro numerosi fattori poi, anche eventi storici, hanno fatto da detonatore di questo flusso, a partire dal terremoto del 1976, dove Censis mappò una importante presenza di pendolarismo per lavoratori provenienti dall'ex Jugoslavia che partecipavano appunto alla ricostruzione. Cito più volte il Censis perché c'è stata un'indagine molto importante nel 1978, condotta dal Censis e sollecitata poi dalle organizzazioni sindacali, che sostanzialmente, leggo qualche dato, non vi darò dati perché non avvedate anche perché non avessi la memoria, quindi non vi garantisco neanche se quel dato che dico effettivamente è quello giusto, vado piano, per cui però ebbene, secondo questo rapporto il Censis si stimò che in quegli anni il numero di stranieri provenienti smappati nella nostra regione oscillavano tra i 290.000 e i 410.000 stranieri. Tuttavia, a fronte di questi lavoratori, i permessi di soggiorno rilasciati e quindi mappati erano appena 200.000. Ed ancora di più, solo 9.500 erano i permessi di lavoro. Lo capite e dite subito come c'era un gap tra la mappatura di lavoratori stranieri, la mappatura di lavoratori regolari con permessi di soggiorno e quelli poi che avevano effettivamente un permesso di lavoro. È evidente che il gap era dato da un esercito di lavoratori frontalieri invisibili che, è vero, potevano legalmente soggiornare in Italia grazie a questi varchi che erano stati introdotti, tra l'altro varchi che avevano reso molto poroso dentro il confine orientale, in quegli anni era considerato quasi un caso emblematico di rapporti di buon vicinato, perché il lavoro, nonostante la divisione in blocchi, in fondo aveva unito, aveva reso più friabile ma anche più semplice la gestione, nonostante il mondo diviso in blocchi. Però dall'altro lato c'era evidentemente che il lavoro aveva rappresentato un momento di importante superamento di uno ostacolo, una barriera, ma era anche diventato l'origine, aveva anche fondato la nascita di un fenomeno di frontalerato sostanzialmente caratterizzato da irregolarità. Ci sono stati tentativi per poterlo governare? Sì, ma sono sempre naufragati. Nel 1978 le organizzazioni sindacali nella regione adriatica hanno provato a porre al centro dell'attenzione il tema della regolazione del lavoro frontaliero proprio per evitare l'irregolarità, ma anche per evitare un effetto concorrenziale al ribasso rispetto alle condizioni dei lavoratori autonomi. Tuttavia però, ieri, ma anche oggi, spesso e volentieri la regolamentazione del lavoro frontaliero si innesta nella discussione anche con la regolazione
l'elaborazione delle politiche commerciali comuni, sul confine, all'epoca del 78 gli accordi naufragarono perché naufragò l'idea di fare un accordo sulla zona franca tra Italia e Jugoslavia. Quindi lo capite bene, la dinamica dell'opposizione politica poi di fatto aveva anche fatto naufragare la prospettiva di regolare, dare un minimo di coordinamento alle regole del gioco in tema di lavoro frontaliero. Certo, con l'implosione dell'ex Jugoslavia, con poi la successiva dinamica dell'integrazione e l'ingresso nell'Unione Europea, il fenomeno del frontalierato non solo ovviamente non si è subito, ma ha avuto un'ulteriore spinta importante. Però qual è la differenza? Che chiaramente dal 2004 in poi il tema del lavoro frontaliero va trattato all'interno del tema generale della mobilità dei lavoratori e della libera circolazione dei lavoratori cittadini dell'Unione Europea, stati dell'Unione Europea. Quindi rispetto al passato, oggi noi dobbiamo appunto andare alla radice di quelle crepe del principio di parità di trattamento e capire dove sono queste crepe e perché ci sono queste crepe. Io farò più forse domande o meglio, i miei saranno degli interrogativi che delle conclusioni, ma questo è lo stato dell'arte. E allora, dicevo, qualche altro dato. Nella nostra regione si fa fatica a mappare ancora oggi, quindi non era l'indagine del Censis, si può dire che era quasi veramente pionieristica, perché se ancora oggi io nel 2023 non riesco a darvi dei dati certificati, già questo è evidente della difficoltà del tema, della regolazione del tema, ma anche della mappatura. Lo scorso anno io ho avuto la possibilità di commissionare, soprattutto, di richiedere un po' una riflessione statistica ad Alessandro Russo, che è un ricercatore di IRES in Friuli Venezia Giulia, in occasione di una conferenza che è stata organizzata all'interno di un dipartimento di scienze politiche, ha organizzato delle serie di Trieste sul tema del lavoro oltre confine. La rassegna era un po' più ampia, contemplava una serie di eventi, una mostra fotografica, un concerto e tra l'altro anche una conferenza. E in occasione di questa conferenza, a tavola rotonda, si chiese un po' sia ai sindacati di intervenire dal loro punto, la situazione attuale, lo stato dell'arte, e poi, insomma, visto che abbiamo l'ambizione anche di andare un po' all'origine di queste crepe che si creano al principio di parità, chiesi a Alessandro Russo di provare a darci qualche dato. Alessandro Russo all'inizio mi disse: è impossibile, perché non abbiamo dati. E non abbiamo dati perché non abbiamo dati certi. Perché guardate, il problema di mappare il lavoro frontaliero implica che dobbiamo capire chi è il lavoratore frontaliero. Ma se abbiamo detto prima che non c'è una definizione unica di lavoro frontaliero, già questo è, diciamo, metodologicamente per un cultore dei dati e del trattamento proprio scientifico dei dati, già questo può essere un problema in uno Stato. E allora con Alessandro Russo decise di fare questo tipo di indagine, ossia andare a vedere nella banca dati dell'osservatorio degli stranieri che ha l'INPS quelli mappati dall'INPS, quindi solo lavoratori ovviamente regolari, che hanno una particolare condizione, perché si chiamano lavoratori stranieri con condizione prevalente, cioè quei lavoratori che l'INPS riesce a trattare o perché hanno un contratto di lavoro e quindi hanno tutti gli oneri ovviamente da versare all'INPS, o perché sono percettori di un'indennità previdenziale, perché hanno perso la propria occupazione, quindi sono a carico del sistema previdenziale. Ebbene, da questa sua indagine, tra l'altro aveva scelto di fare temporalmente l'indagine dal 2014 al 2021 e mi ha riferito ancora, leggo un attimo la slide, volevo proiettarla ma non diventare che poi
problemi tecnici, dal 2014 al 2021 complessivamente, secondo questa tecnica di selezione, cioè quindi soltanto lavoratori frontalieri provenienti dalla Slovenia e dalla Croazia, risultavano nel 2014 presenti circa 5.276 lavoratori, con un picco nel 2018 5.882 e poi, come prevedibile, discesa l'anno della pandemia, per cui nel 2021 risultavano noti all'INPS soltanto 5.542. Comunque una cifra importante, perché nettamente superiore a quella del 2014, quindi è un fenomeno altamente vitale e che nonostante la pandemia non ha subito in fondo particolari flessioni. Sì, indubbiamente c'è stato, ma non quanto si poteva aspettare. Un altro dato che Alessandro Russo aveva messo in evidenza era proprio questo, cioè si conferma chiaramente la concentrazione di lavoratori stranieri provenienti appunto dalla Croazia, Slovenia, regioni appunto dell'ex Jugoslavia, sostanzialmente una quota molto importante di lavoro femminile. La maggior parte dei lavoratori frontalieri sono donne. E lo intuite subito il motivo, perché evidentemente il mercato del lavoro che richiede questa mobilità è ancora un mercato fortemente caratterizzato da una forte segregazione soltanto per certi tipi di lavori, verosimilmente soltanto per lavori di cura. Quindi rispetto al 1978 ovviamente non vi ho anche dato il dato del Censis sulla prevalenza del settore del frontalierato, ma mi sembra che non è cambiato tanto. E allora, se questi sono i dati, allora c'è da dire perché non riusciamo a mappare. Sicuramente perché c'è un problema di definizione, ma in realtà c'è anche un problema, anche qui, di coordinamento, perché sappiamo che per le norme europee la registrazione all'anagrafe presuppone comunque la permanenza sul territorio per 90 giorni continuativi, e spesso questo non può succedere nel caso dei frontalieri, perché c'è il ritorno temporaneo, se non quotidiano, quindi è un sistema, quello dell'anagrafe, che non può servire all'uso della mappatura. Allora voi direte, allora però ci sono le comunicazioni obbligatorie da fare all'INPS, da fare ai centri per l'impiego, si potrebbero sfruttare quelle banche dati. Certo, se è il lavoro regolare, se non è il lavoro regolare, anche quello si può fare. E poi tra l'altro, spesso e volentieri, anche quel tipo di banca dati può essere totalmente falsata, perché spesso e volentieri il lavoratore frontaliero non dichiara di essere, dichiara queste comunicazioni appunto la residenza, semplicemente dichiara il domicilio presso lo stesso datore di lavoro. Quindi c'è un'ulteriore anche dinamica che impedisce la mappatura reale dei numeri. A fronte di questa complessità in termini definitori e di quantificazione del dato, abbiamo poi lo scenario del problema dei diritti e quindi quelle crepe nel muro della parità. Ma dove troviamo scritta la parità? Allora, innanzitutto, come vi dicevo, nel regolamento in materia di coordinamento della sicurezza sociale, il regolamento del 2004, molto importante, numero 883, che ha sancito all'articolo 4 il principio della parità tra cittadini che si spostano all'interno dell'Unione Europea sul piano del trattamento previdenziale, quindi dell'accesso ai benefici di tipo previdenziale. Ovviamente ci sono tanti corollari per cui non possiamo trattare chiaramente, ma il principio della parità di trattamento in materia previdenziale implica nel caso del lavoro frontaliero una riflessione aggiuntiva. Perché? Perché nello stesso regolamento si fa un'eccezione. qual è l'eccezione? Innanzitutto nel regolamento si dice che il lavoratore frontaliero
quello il quale appunto quotidianamente torna nel proprio paese di residenza o almeno una volta a settimana. Vedete, ricordate, ho detto prima, è l'unica definizione normativa a cui possiamo appunto riferirci. Però in materia di previdenza il stesso regolamento poi dice il lavoratore che svolge deve versare i contributi nel paese di occupazione. Quindi il lavoratore frontaliero ha a che fare con l'ente previdenziale dello Stato membro in cui lavora e può richiedere quindi all'ente previdenziale le prestazioni non al proprio Stato di residenza ma all'ente previdenziale di occupazione, con un'unica eccezione nel caso dell'indennità di disoccupazione, perché in questo caso, nel caso dell'indennità di disoccupazione, vige una regola diversa, per cui nel caso di indennità di disoccupazione il lavoratore frontaliero in questo caso si mette a disposizione del proprio Stato di residenza e può richiedere al proprio Stato di residenza il sostegno, l'indennità in caso di disoccupazione. Tuttavia però negli anni si è visto che questo diventava un fortissimo meccanismo di disincentivazione alla ricerca e tra l'altro anche spesso molto poco praticabile, perché quando di fronte a un lavoro frontaliero fatto per anni si perde completamente il contatto con il mercato del lavoro dello Stato di residenza. E allora questa barriera, questa eccezione che in effetti lo stesso regolamento però apponeva, è stata via via temperata dall'interpretazione della Corte di Giustizia, perché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in molte sentenze molto importanti dal 2012 in avanti, alcune importanti, per esempio il caso Mertes, in cui appunto la Corte di Giustizia sostanzialmente ha interpretato questa eccezione in modo molto ampio, ritenendo ad esempio che se un lavoratore frontaliero riesce a occuparsi con un contratto di lavoro part-time nel proprio Stato, nello Stato ospitante, nello Stato di occupazione, ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione nello Stato in cui ha ottenuto un nuovo contratto part-time, proprio perché la Corte di Giustizia in questa sentenza motiva come fattore importante di diritto il legame contrattuale, seppur minimo, che si crea rimanendo nello Stato in cui appunto c'era la prima occupazione. Abbiamo detto però che un'altra importante prospettiva di parità la riportiamo anche rispetto alle condizioni di lavoro, e qui via via ci avviciniamo anche al problema proprio del trattamento normativo. L'articolo 7 del regolamento 892 del 2011 infatti espressamente dice che i lavoratori, quando esercitano appunto la libertà di spostarsi all'interno dell'Unione Europea, hanno diritto ad avere le stesse identiche condizioni di lavoro e di impiego in materia di retribuzione, in materia di licenziamento e comunque rispetto al trattamento complessivo. Ma è vero, è proprio così, nel senso che su questo principio fondamentale insistono almeno due ordini di problemi nell'applicazione pratica. Il primo ordine di problema è dato dalla ventennale tecnica legislativa italiana e regionale di utilizzare il criterio della residenza in Italia o in una regione come criterio per accedere a benefici, contributi e a prestazioni. Se si pone come condizione la residenza, allora intuite subito che il proclamato principio della parità nel regolamento subisce un'evidentissima compressione. E adesso poi vi farò un caso molto pratico di grande attualità che ha richiesto e richiederà l'attenzione molto importante. Quindi il primo problema è che a fronte di una regola pronunciata nel regolamento abbiamo una tecnica della legislazione nazionale, italiana e regionale che utilizza il criterio della residenza e chiama che se un lavoratore frontaliero mantiene la residenza nel proprio Stato di default è esclusa da questa massa di provvedimenti che danno diritti. Il secondo problema è che la parità di fatto spesso viene banalmente compressa da un mancato coordinamento tra le due legislazioni.
la legislazione dello Stato di residenza e la legislazione dello Stato di lavoro, oppure dalla complessità di norme pratiche amministrative burocratiche che quando poi devono tradurre in un meccanismo online del sito dell'INPS la domanda, ti mettono nel campo della maschera la residenza, e ovviamente non mettendo la residenza, mettendo la residenza italiana, lo capite subito che esclude di default il lavoratore frontaliere. E vi faccio questo esempio perché è accaduto ad esempio in tutta la legislazione in materia di sussidi e contributi erogati durante la pandemia da Covid-19. In molti casi, pur avendo diritto, operativamente il portale dell'INPS non rendeva possibile l'accesso e la produzione della domanda e automaticamente si produceva l'esclusione. Quindi era proprio banalmente un problema proprio di coordinamento, anche di tipo amministrativo, informatico, tra gli enti che dovrebbero gestire e devono gestire in maniera produttiva appunto l'erogazione di questi interventi. Ma vi dicevo, una delle questioni che in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno ha tenuto particolarmente in ballo è stata la vicenda dell'assegno unico familiare. Lo sapete, è un provvedimento che è partito da una delega, legge delega 46 del 2021, poi appunto è stato attuato con la legge 230 del 2021 ed è operativo da marzo 2022 e aveva l'ambizione di sostituire tutta la congerie molto complessa, confusa di assegni familiari, bonus bebè e tutte le altre prestazioni che vengono appunto erogate all'interno della retribuzione dei lavoratori a fronte della presenza di soggetti minori all'interno del nucleo familiare. Nel tentativo di razionalizzare tutti questi strumenti, nel marzo appunto nel 2021 con questo nuovo assegno familiare si è però fatto anche qui ecco, forse un'ulteriore importante crepa, perché nella norma che prevede vari requisiti di accesso si dice espressamente che questo è un beneficio a cui accedono solo i residenti poi presuppone appunto i cittadini, la cittadinanza italiana in altro documento, oppure il possesso di permesso di lungo soggiorno, oppure il permesso di ingresso per lavoro per oltre 6 mesi, il permesso di ricerca per oltre 6 mesi, però poi come condizione pone la residenza in Italia. E allora vi intuite subito che a fronte del tentativo di razionalizzare il sistema appunto di sostegno al reddito per il favore dei lavoratori del lavoro in Italia si è prodotta anche qui una importante crepa per i lavoratori frontalieri. È un caso, tra l'altro, è stato ed è attualmente in discussione anche a livello europeo, accesso alla Confederazione Europea dei Sindacati, ha portato il caso dell'assegno unico universale italiano proprio per appunto tentare di trovare una soluzione normativa tecnica che consente di accedere. Qualche stima che ho letto in particolare rispetto ai lavoratori frontalieri provenienti dalla Croazia e dalla Slovenia dicono che in quest'anno la perdita sul salario, sulla retribuzione dei lavoratori frontalieri è da stimarsi di circa 900.000 euro, perché è evidente che non potendo accedere all'assegno unico familiare, non potendo più richiedere però appunto le altre vecchie forme di sostegno al reddito, sono completamente escluse da queste forme di sostegno, con un impatto notevolissimo sul reddito anno complessivo. Ma questo mi avvio, se mettiamo alla conclusione così ci riserviamo gli ultimi minuti per un confronto, ma a mio avviso probabilmente l'aspetto che oggi più che mai impatta sul problema sul principio di parità, sulla dinamica soprattutto delle condizioni salariali e retributive, è l'aspetto fiscale. Perché il frontalierato Italia, Slovenia, Italia, Croazia soffre dell'assenza, come vi ho anticipato prima, di accordi in materia fiscale. Che cosa comporta, che cosa ha comportato e che cosa ha generato in questi anni, spesso e volentieri? Innanzitutto un imbuto burocratico, perché non essendoci una convenzione dove si individua un soggetto
e un ente deputato appunto a riscuotere e a cui ci si può rivolgere se ci sono problematicità, lo intuite che per il lavoro frontaliero già questo dal punto di vista procedurale amministrativo è una barriera. Ma spesso e volentieri la barriera si trasforma in una doppia pretesa di entrambi gli ordinamenti dello Stato, dell'Agenzia Fiscale, dello Stato di residenza, dell'Agenzia Fiscale dello Stato di lavoro, che ti chiedono appunto tasse, pagamento di tasse. Perché non essendoci una convenzione, come ad esempio nel caso degli accordi Italia-Francia, o nel caso degli accordi Italia-Svizzera, o nel caso degli accordi Italia-Austria, per esempio, c'è un accordo, una convenzione tra Italia e l'Austria sul regime fiscale, per effetto della quale i lavoratori che appunto si muovono tra l'Italia e l'Austria pagano nel luogo di residenza le tasse, nel luogo di occupazione invece viene data la retribuzione lorda. Ovviamente c'è una ragione rispetto a questa assenza di una convenzione sul piano fiscale e alla presenza invece di questo tipo di convenzioni per gli altri casi di lavoro frontaliero, perché si tratta negli altri casi di lavoro frontaliero con flussi equivalenti e bidirezionali. Equivalenti perché in entrata e uscita i lavoratori si equivalgono, italiani andano in Austria a lavorare e austriaci che lavorano in Italia. E bidirezionale appunto perché c'è un flusso, diciamo, equivalente tra i due paesi. Rispetto invece alla Slovenia e alla Francia non è così. Per cui capite che già la tipologia di lavoro frontaliero condiziona questo profilo. E allora vedete, l'assenza di una convenzione che regola gli aspetti fiscali determina di per sé e origina di per sé disparità di trattamento, oltre che barriere ed ostacoli, e quindi una minaccia reale, direi anche abbastanza ormai cronicizzata, dell'assenza di una convenzione in materia fiscale. Senza contare, questo ormai i report ce lo dicono, e anche insomma, la frequentazione di chi su questi temi nei corpi intermedi ci lavora da anni, penso appunto alle organizzazioni sindacali del nostro territorio, questo è un fattore che di fatto incoraggia il lavoro irregolare, incoraggia a non emergere, perché nel momento in cui non si sa il destino della propria tassazione, lo intuite subito che questo è un fattore che fa da vettore proprio, fa da proprio spinta, da detonatore di irregolarità. L'ultimo importante aspetto, ulteriore e finale, è quello del mercato del lavoro. Cioè, i lavoratori frontalieri, a fronte di un programmato principio di qualità di trattamento, che ho detto prima, cioè quello di avere diritto all'accesso al mercato del lavoro, nella legislazione italiana come sono trattati? E qui nasce il problema, perché se ci andiamo a leggere ancora oggi l'articolo 11 del decreto 150 del 2015, cioè quello emanato in occasione della grande riforma del job sex della riforma Renzi, eppure si dice servizi e misure di politica attive del lavoro sono resi disponibili a tutti i residenti sul territorio italiano. Una norma che è stata formulata nel 2015. E così si regolano i fondi centri per l'impiego. E allora, a fronte ovviamente di una tecnica che ancora utilizza il criterio della residenza come presupposto per accedere ai servizi, il problema del mercato del lavoro è un problema importante, perché soprattutto è prodromico non solo a garantire quella rioccupazione che serve proprio al coordinamento del sistema di sicurezza sociale, ma serve soprattutto per garantire un'effettiva cooperazione tra regioni frontaliere. L'assenza di un mercato del lavoro frontaliero, l'assenza di pratiche amministrative, di banche dati condivise dei centri dell'impiego dei paesi delle regioni confinali o limitrofe, certamente è un fattore, è una barriera che ostacola la cooperazione, perché non si rende alle imprese, non si rende ai soggetti che vogliono investire appunto all'interno delle regioni frontaliere un servizio dinamico per supportare la ricerca
del lavoro, ma anche la formazione dei lavoratori. E allora quando sono tutti considerati aspetti a sé stanti, capite che nel caso poi della mobilità rappresentano delle barriere. Vi dicevo e chiudo, tutto ciò che vi ho detto lo abbiamo dedotto certamente dalle fonti, dalle norme, ma in realtà abbiamo avuto conferme in questi anni sempre più conferma. È stato attivato un importante progetto Euraria, finanziato dall'Unione Europea, per fare un po' il punto sul frontalierato nella regione Alto-Adriatica. Ebbene, io ho avuto la possibilità di accedere a questi primi dati, al report di questo progetto, che coinvolgeva centinaia di impiego italiani, sloveni, le organizzazioni sindacali del nostro territorio, in particolare appunto ringrazio la CISL della regione Friuli e Giulia e l'INAS Slovenia che ha fatto leggere questi dati. Ebbene, io nella lettura di questi dati ho colto queste contraddizioni, queste crepe del principio di parità che sono proprio così operative. Ad esempio, nel report una delle problematiche più frequenti che ricorre perché sono sollevate dai lavoratori frontalieri di questi anni è l'accesso appunto al trattamento di inabilità, per una questione molto semplice che in Slovenia non esiste il periodo di comporto, per cui al termine della malattia il medico curante dello stato di residenza certifica la tua possibilità di poter continuare a lavorare. Però in Italia c'è invece un periodo di comporto, se si supera il periodo di comporto vieni licenziato, e se vieni licenziato e non hai avuto la certificazione del medico curante in Slovenia nel tuo paese di residenza, non puoi chiedere l'inabilità in Italia e alla fine resti senza tutela. E poi il paradosso è universale, in questo caso il paradosso è dato dal mancato coordinamento tra le legislazioni. E allora, a fronte di crepe nella legislazione, a fronte dell'uso del criterio della residenza qualificata indiscriminatamente, dimenticando spesso e volentieri lo status del lavoro frontaliero, a fronte di tutte le mancate cooperazioni, mancati coordinamenti delle legislazioni, io credo che è evidente che ci sia bisogno, oggi più che mai, di mettere mano a uno statuto dei lavoratori frontalieri a sé stanti, come fu fatto nel 2004 con il regolamento ad hoc per coordinare i sistemi di sicurezza. Occorre forse staccare, estrapolare dall'ampia nozione di cross-border workers, questa dei lavoratori frontalieri, per calarla e adattarla poi tra l'altro alle peculiarità delle singole regioni confinali. E questo per una ragione fondamentale, perché il rischio è che questa assenza di tecnica e assenza di conoscimento di diritti fa sì che il confine venga continuamente e nonostante tutto vissuto come una barriera, vissuto come un ostacolo, mentre dovrebbe essere, almeno a mio avviso, invece vissuto come un'esperienza che consente proprio l'individuazione della differenza, ma la possibilità di identificarsi nelle differenze nonostante la diversità. E allora, oggi più che mai, credo che una riflessione sull'importanza di un statuto dei lavoratori frontalieri, ma anche una riflessione sul coordinamento dei vari profili diventa necessario, se non si vuole perdere le opportunità anche di finanziamento dei progetti di cooperazione, proprio per evitare che siano barriere a questi progetti. Grazie.